Parleremo di Nordic Walking. Poco è il tempo, perché ovviamente è una disciplina che non è scontata per tutti, però è scontata ormai per molti di voi. Quali sono quindi le persone che sanno cos'è la differenza tra il Nordic Walking e il trekking? Un'alzatina di mano così ci svegliamo? Ok, non siete tanti, quindi sarò sintetico ma qualcosa la dico. Anche per rispetto verso altre figure professionali, peraltro normate, cosa che il Nordic Walking non è, perché è una disciplina sportiva ed è un'attività non normata da nessuna legge restrittiva. Il Nordic Walking viene dall'ambito sportivo puro, come la bicicletta, non dall'ambito fruizionale. Quindi è uno sport. I contenuti che vengono forniti all'interno di una passeggiata di Nordic Walking in ambiente esterno vanno a violare, e non a caso lo dico come prima cosa, quello che è il buonsenso e la logica dell'attività delle guide escursionistiche, quindi di mezza montagna, alpine, eccetera. Idem, in Sardegna in particolare, per quanto riguarda i contenuti culturali nell'ambito delle guide turistiche. Fare Nordic Walking si può fare tranquillamente in palestra, girando in tondo, è una disciplina sportiva, viene dal fatti due passi che ti fa bene e si sviluppa dalla generale consapevolezza che anche la parte superiore del corpo dovesse essere coinvolta in questo tipo di attività al fine di far bene. Okay? Le applicazioni principali, poi le vediamo in ambito turistico, del Nordic Walking devono ritenersi quindi in ambito fruizionale, ma anche e soprattutto come purismo in ambito medico. Il senso quindi del pole walking, cioè dell'andare con i bastoncini, è l'unico elemento di comune tra il trekking e il Nordic Walking. È evidente però, non può essere negato che tutto oggi viaggia sul concetto di comunicazione. La comunicazione non riesce spesso, non ancora, a differenziare la fruizione ambientale legata a una disciplina sportiva come il Nordic Walking o alla bike ovviamente, rispetto a quella che è una fruizione con il trekking, hiking o come lo vogliamo chiamare. Il concetto è che per fare trekking nessuno ci dice come dobbiamo camminare, ci dicono che dobbiamo andare a vedere dei contenuti belli di un certo tipo. Per fare Nordic Walking ci dicono prima come dobbiamo camminare e poi, siccome è benessere visto a tutto tondo, lo andiamo a inserire all'interno del contesto ambientale. Chiaramente io sto cercando anche di fare in fretta, quindi su certi aspetti non vado a sottilizzare, sto cercando di darvi un'impostazione semplicistica, poi qualche sfumatura ovviamente si può trovare. Quindi nel Nordic Walking noi andiamo a fare un'attività all'aperto perché noi ci rendiamo conto che questo concetto di benessere globale, psicofisico, si sposa molto bene facendo il Nordic Walking. E di qui poi riprenderemo l'argomento parlando anche del perché Sardegna, Nordic Walking, piuttosto che non altre destinazioni. Quindi, innanzitutto il concetto di base. Nordic Walking è una tecnica ben precisa di utilizzo di bastoncini ben precisi, fatti e studiati per questa disciplina. Nordic Walking nasce, e vado velocissimo, proprio forse nel 2000 circa, quando a livello globale, anche prima, le persone cominciavano a cercare di inserire questo bisogno medico, ribadisco, di uso dei bastoncini nei due passi che mi stavo già facendo, si sviluppano diverse tecniche di Nordic Walking, che non si chiamava Nordic Walking, tecnica alfa in Germania, eccetera, non mi allungo, negli Stati Uniti. Poi internet permette di condividere le informazioni e a livello globale velocemente si afferma una tecnica, quella di origine finlandese, che viene in una fiera chiamata Nordic Walking perché faceva parte del Nordic Fitness Sport, proprio cenni di storia, per capire però qual è il target a cui noi ci dobbiamo andare a rivolgere per non creare confusione. Ora, cosa accade? Accade quindi che i finlandesi, grandi appassionati di sci di fondo, ma senza le montagne per allenarsi nella neve in inverno, si allenano sui prati, ma non nel 2000, negli anni 30 del Novecento. Da allora in poi
competono con i russi e con altre nazioni che hanno le montagne e studiano quindi la biomeccanica del cammino per comprendere se questa biomeccanica è utile camminando con i bastoni sull'erba dal punto di vista dell'allenamento rispetto allo sci di fondo. Quando capiscono a livello globale che questa disciplina aveva un perché, usano tutto questo bagaglio di informazioni per affermare quello che oggi noi chiamiamo Nordic Walking. Okay? Per loro, che l'hanno inventato un po' come la sauna, sembra quasi a dirlo come l'acqua calda in quel contesto, per loro il Nordic Walking resta quello che per gli italiani e per altri paesi è il calcio. Cioè io non gioco a calcio perché ho fatto scuola calcio, gioco a calcio perché do 2 calci a una pietra. Questo è fondamentale per comprendere il target a cui noi ci dobbiamo rivolgere. Perché? Perché in Italia, e qui andiamo un po' al prodotto di destinazione, in Italia si afferma il Nordic Walking tramite alcune associazioni sportive dilettantistiche che in un contesto non normato vanno a identificarsi come referenti, lo dico da ex dirigente di alcune di queste, referenti un po' autoreferenziali, e uso il bisticcio di parole volutamente, per cercare in realtà di creare un mercato ristretto, un business di corsi, eccetera. Quindi capite dalle mie parole il senso critico. Ora, in realtà, questo ha spinto l'affermazione del Nordic Walking, perché la competizione tra queste associazioni sportive ha generato questo. Queste associazioni sportive oggi sono in realtà finite, tra virgolette, all'interno di enti di promozione sportive differenti tra di loro, per cercare di trovare una connotazione formale che dia dei titoli abilitanti all'esercizio della professione. Ma in realtà anche questo resta un'enorme bolla, perché tutta questa formazione è utile sia in termini di certificazione delle qualità del tecnico, sia in termini di reale formazione, ma è a volte fuorviante. Quindi la realtà sta che è una disciplina, un'attività professionale non normata e quindi viene esercitata. Quindi quando uno di voi operatori vuole sviluppare nel proprio territorio delle figure professionali legate al Nordic Walking, non dovrebbe mai perdere di vista che innanzitutto quella figura professionale, ancora prima che un fruitore ambientale, deve essere un esperto sportivo e quindi un laureato in scienze motorie. Tutto questo, e da questo punto di vista poi eventuali approfondimenti li rimando a voi, avrei tante cose da dire, il tempo è poco, quindi cerco di darvi degli spunti di riflessione più che altro. Tutto questo per dire che abbiamo un target internazionale mediamente più evoluto e più maturo rispetto al target italiano. Parlo di target a cui rivolgere un prodotto turistico di offerta turistica. Io amministro una società che si occupa di turismo. Nordic Walking è un ramo d'azienda. Noi facciamo miniera, facciamo treno verde, facciamo le crociere, facciamo diverse cose, però è un ramo d'azienda. Quindi cerco ora di arrivare al dunque nella costruzione del prodotto in maniera essenziale, parlando di prodotto. Però questa è una premessa che ci serve a capire il target a cui noi dobbiamo rivolgere questo prodotto. Quindi differenzierei tendenzialmente il target italiano, cioè di coloro che si affacciano al Nordic Walking, come chi vuol fare un'attività sportiva e quindi chi dice ok, vacanza benessere, perché tendenzialmente la inquadra in questi termini, oppure ho sentito parlare del Nordic Walking, quindi mi piacerebbe trovare un albergo in cui posso fare un corso e fare questa attività. Perché la Sardegna, quindi? Sempre elemento fondamentale. Perché l'aspetto ambientale diventa molto importante e chi si affaccia a questo concetto di benessere trova molto importante l'originalità paesaggistica, che si trova, magari non penso neanche di stupirvi tanto, nelle Alpi, come si trova su un bellissimo paesaggio di un percorso sul mare. Noi che facciamo Nordic Walking tutti i giorni, nei parchi in giro in città, Cagliari soprattutto, ma anche Oristano, insomma, la maggior parte delle attività che ci sono in Sardegna Nordic Walking lo fa la nostra azienda. I corsi e le escursioni, abbiamo visto, e facciamo 10 anni di attività, da quando abbiamo registrato i marchi ad oggi, vediamo che la presenza nel prodotto sul mare è enormemente superiore. Questo è il plus della Sardegna rispetto ad altre destinazioni. Perché?
Perché quella morfologia che agli amanti delle bici richiede una bella gamba per essere percorsa, tutto sommato si rivela dolce per chi fa Nordic walking. Perché? Perché i nostri competitor, pensiamo al Trentino, o lo fanno sul fondovalle oppure non possono fare dei veri percorsi di Nordic walking in montagna. Perché il livello di allenamento, cioè i dislivelli da seguire, sono molto impegnativi. E questo ce lo apprezzano anche il mercato, per esempio, tedesco, su cui noi lavoriamo tantissimo, a tutto tondo, col trekking, col Nordic walking, perché noi non facciamo solo quello di attività sportiva. Questo genere di dati sono, ripeto, conclamati. Quindi, tornando alla costruzione del prodotto per un target, per quanto riguarda il mercato italiano, pensiamo a quelle che facevamo, non so, 2010, 2009, cioè le vacanze che Alpitour vendeva agli italiani e non solo, alle Canarie, settimana Nordic walking. Parlo di molti anni fa, che si riempiva mentre magari la settimana Nordic walking in altre realtà non andava, oppure trovava dei feedback negativi, come talvolta, paradosso, anche in ambito trentino. Perché? Perché si faceva sul fondovalle, che ovviamente, ripeto, è molto più monotono. Quindi le potenzialità del Nordic walking in Sardegna sono legate alla morfologia del proprio territorio e alla possibilità di avere una grandissima quantità di percorsi sul mare. Parliamo di altre destinazioni da cui possono arrivare i nostri ospiti, le persone interessate, e poi entriamo nel merito della costruzione di un prodotto specifico di Nordic walking. A livello internazionale i brand sono molto più sdoganati, non avendo le varie nazioni diciamo, avuto il problema sportivo che vi ho in sintesi molto sintetica rappresentato prima. Il Nordic walking si è affermato tramite i social prevalentemente. Quindi l'Europa ha diversi stati con un numero di praticanti veramente notevole, ancora più che l'Italia, che ha delle regioni con delle concentrazioni interessanti e anche ben collegate con la Sardegna. Penso al Veneto e al Lazio, in particolare più che il Lazio proprio a Roma, giusto per fare esempi sull'Italia. Degli altre nazioni parliamo di tutto il mondo, perché il Nordic walking si pratica in Giappone, in Cina, moltissimo nei paesi dell'est, pratica moltissimo negli USA, quindi in paesi che comunque sono diciamo, di nostro interesse normalmente. E può essere un mercato quindi caratterizzante verso queste realtà. Per arrivare al concetto di prodotto, mi serve specificare una cosa magari anche semplice, che è il tipo di percorso. Il tipo di percorso classico per chi fa Nordic walking è lo stradello, la carrereccia, non è il single track. Io ho dei bastoncini che devono fare un movimento corretto. Questo movimento è fondamentale che non sia intralciato non solo dalla ramaglia laterale, ma neanche da un fondo inerbito, alto, ok? Perché altrimenti se io non faccio il mio movimento e non faccio la tecnica corretta, io non sto facendo Nordic walking. E se io sono un praticante che chiede un prodotto Nordic walking e mi porti in un posto dove questo non lo posso praticare, è grave. Se poi sono in vacanza è gravissimo. Perché sappiamo bene la differenza tra chi spende molti soldi per farsi un giorno di vacanza in Sardegna scegliendo di farlo col Nordic walking, se finisce a fare un trekking, perché lo porto a fare un percorso trekking, ovviamente ha ben altra ragione di inalberarsi. Quindi deve essere largo, deve essere un percorso con un fondo coerente, può essere duro, morbido, non importa, ma non deve essere sassoso, per esempio, perché la rullata del piede è essenziale perché io stia facendo Nordic walking. Altrimenti io sto facendo un trekking e i miei bastoncini li uso per non cadere e non inciampare, altrimenti mi devo mettere le scarpe alte, non un paio di scarpe morbidissime quasi fossero delle pantofole perché il mio piede deve percepire la camminata. Ecco che sto cercando di darvi dei spunti di riflessione per distinguerlo anche qui dalle altre attività professionali. Possibilmente, se sono un professionista, offro un prodotto ad anello, a 8 o almeno a palloncino, con, siamo quasi tutti sardi, un vai e torna piccolo sullo stesso percorso e poi un percorso ad anello.
perché ad andare a tornare sullo stesso stradello siamo bravi tutti, non servirebbe un grande progettista a quel punto di itinerari, ok? Quindi la qualità del prodotto contraddistingue anche lì l'offerta turistica professionale rispetto a un hobbismo che spesso è caratteristico dell'associazione sportiva dilettantistica, dove oggettivamente si va lì per farsi l'allenamento, quindi se io vado e torno sullo stesso percorso potrebbe essere in fondo uguale. Quindi, sempre per mettere così gli elementi essenziali perché voi pratichiate, diciamo, offriate un prodotto Nordic Walking vero, diciamo che è opportuno che se il turista è tale e vuole valorizzare appieno la propria presenza in Sardegna, abbia dei contenuti anche da un punto di vista culturale o fruizionale, se vogliamo. Ma questi contenuti non li dovete mettere dentro l'escursione di Nordic Walking. All'escursione di Nordic Walking l'attività sportiva in senso stretto, unita con col vostro territorio dal punto di vista paesaggistico, è sufficiente. Li dovete mettere in testa e in coda affidandoli alle figure professionali competenti per fare quello. Quindi possono essere la visita di un museo prima, può essere un altro tipo di fruizione, per esempio l'enogastronomia, eccetera. Ma questo è nella escursione dell'intera giornata, ma ben distinte dall'attività di Nordic Walking, perché se voi fate un'attività sportiva e la interrompete in continuazione per fermarvi a osservare la differenza tra un cisto montpelliensis e un incanus, piuttosto che altro, avete già sbagliato tutto. Se vi fermate a osservare un sito nuragico e dovete spiegare che la civiltà nasce così, che quella è una tomba di giganti, eccetera, avete sbagliato tutto. Se voi invece fate individuare dei percorsi di Nordic Walking in un'area che vi permette, prima o dopo la vostra attività di Nordic Walking, di fruire di quei contenuti, avete azzeccato quello che è il prodotto turistico per chi cerca Nordic Walking. Cioè il Nordic Walking è un leitmotiv per fare l'escursione e vengono in Sardegna per questi altri contenuti, ma sono cose diverse. Okay. Quindi, per chiudere, perché è già andato, per chiudere, se voi di qualunque parte della Sardegna, noi lavoriamo tutta la Sardegna, quindi qualunque parte della Sardegna ha dei percorsi fantastici, soprattutto se vi rivolgete al mercato turistico, prendo spunto da quello che fanno da sempre Corrado, da quello che fa Telemaco, concentratevi su alcuni percorsi brevi. Brevi significa che con il Nordic Walking si fanno i 12 km normalmente di percorrenza, ok? Fatelo e fatelo puntando sempre sugli stessi bellissimi, in maniera tale che questi nel panorama internazionale vadano ad affermarsi, perché siano quei percorsi leader di un movimento che porta gente nel vostro territorio, persone, clienti, turisti che, visti quelli, poi andranno a vedere anche tutti gli altri. Ma all'inizio cercate il cavallo di battaglia, fate il prodotto unico, ok? Questo vale nel turismo, e voi lo saprete sicuramente meglio di me, come in qualunque altra cosa, che siano i cioccolatini, che siano una qualunque altra cosa, fate innanzitutto nel vostro territorio il prodotto di convergenza in maniera tale che diventi un brand affermato, forte, credibile, visto, rivisto, e che diventi quello l'attrattore per il vostro territorio e di conseguenza per la vostra struttura, per quello che sia, ristorazione, altre attività sportive, eccetera. Con questo mi taccio. Vi ringrazio. Grazie. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.